Quarta corsa, una prova per femmine di 3 anni non vincitrici di 6.000 euro in carriera, premio Mobilificio Mariotti di San Carlo di Cesena. Sono in 8 al via dopo il ritiro di Edith Stecca. All'1 Elena Sels, Francesco Tufano, 2 Engi Di Iesi, Salvatore Valentino, 3 Earthquaker, Daniele Orsini, 5 Electra Lam, Salvo Cintura, 6 Ezechiele Andrea Benelli, in seconda fila 7 Eva Sop, Roberto Vecchione, 8 Erbaluce sì Simone Mollo, 9 Ellodi, Gennaro, Amitrano. Tostare che inizia a prendere velocità, arriva all'ultimo istante a rete Elena Selfs, forse non ci arriva proprio, Eva Soppa allora parte con cautela come se fosse in terza fila, vuole la destra libera, partite. Earthquaker che va al comando, sbaglia Electra Lam, si presenta dalla seconda fila Ellodi che è filtrata molto bene, sbaglia anche Engi Di Iesi, così Ellodi si può sistemare in seconda posizione avanti ad Erbaluce, sì. Quarta posizione per Elena Selfs, di fuori c'è Ezechiela, avanza al largo subito Evas Op, che punta con decisione in avanti, a occhio e croce dovrebbe passare. E così, dopo 350 metri di corsa, Evas Op insiste su Earthquaker che prova a opporre qualche resistenza. 31 per i primi 400, dopo un attimo di spesa in più. Evas Op è al comando. Earthquaker rimane seconda a precedere Ellodi. La quarta posizione per Erbaluce sì, allo scoperto Ezechiela. Ultima posizione alla corda per Elena Selfs. Si viene a completare il primo giro di gara con la favorita che ha preso la testa e ora rallenta in maniera anche abbastanza drastica. Qui sotto alle tribune gli ultimi 50 metri sono davvero lenti. Roberto Vecchione se ne accorge, sollecita un attimo la sua che forse si era un po' impigrita. E così il primo chilometro se ne va in 1,17. Eva Sop in vantaggio, Earthquaker in seconda posizione, in terza Ellodi, in quarta Erbaluce sì, poi Elena Selfs. A metà della retta opposta alle tribune non cambia assolutamente nulla, nessuno che mette il naso di fuori, 14,5 la retta di là. Eva Sop al comando, la segue sempre da vicino Earthquaker, sposta Ellodi. Alla fine dell'ultima curva Eva Sop ha deciso che è ora di andarsene, allunga. Vince facile Eva Sop, mentre per il secondo posto Earthquaker difende la posizione e prende la seconda piazza avanti a Ellodi, finisce forte Elena Selfs. 29,2 a chiudere, 1,15,5 ragguaglio cronometrico, una formalità per Evas Op. Roberto Vecchione per il team Elert, facile assunto della numero 7, una figlia di Muscle Massive che coglie la sua terza vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime 5, facile alla meta. Evas Op, Roberto Vecchione, il team Elert.